perché dobbiamo parlare di cose molto più serie. Spazio a Open Day Cinema, siamo seri, composti, ci tiriamo tutte e spazio al prossimo ospite. Sì, diamo il benvenuto a Francesco Laggi, sceneggiatore e regista. Grazie di essere con noi, Francesco. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Allora, ti faccio subito una premessa e un mea culpa. Io è da 2 giorni che devo andare a vedere il film, sono già prenotato per questo pomeriggio, per cui mi trovi un po' impreparato sulla parte visione, ma ho letto tanto e ti faccio i miei complimenti perché è in sala il Pataffio. Se ne sente tanto parlare in questi tanto giorni. Parlare, ci piace molto raccontarlo quest'oggi alla radio, appunto con il regista. È un film prodotto dalla Vivo Film, ci sono tanti attori bravissimi. Francesco, ti chiederò delle curiosità un po' tecniche, come è stato gestirli tutti questi personaggioni così strepitosi, a Intanto cominciare partendo già dall'ambientazione, da un Alessandro Gasman che fa frate Cappuccio. Sì. Allora, raccontaci un po' la genesi del film. Il film nasce dalla mia lettura di un libro di Luigi Malerba che si chiama Il Pataffio, in cui ho trovato una serie di personaggi a cui mi sono subito affezionato. Ho trovato un mondo da prendere di peso e in cui ambientare qualcosa che avesse un sapore antico ma contemporaneo allo stesso tempo, perché è una storia ambientata in un medioevo immaginato, dove alcuni personaggi, dove si intrecciano i destini di alcuni personaggi che hanno a che fare con dei desideri legati al potere, alla fame, al sesso, al desiderio di libertà. Ecco, sono tutti temi che io trovavo interessanti e che io ho trovato interessanti per raccontare il mondo di oggi, ecco. E poi il coinvolgimento degli attori è stato piuttosto voglio dire immediato. Io ho scritto questo testo rielaborando la lingua di Malerba, che è una lingua estremamente interessante, nel senso per un attore, perché la lingua dei personaggi è un volgare arcaico. Si parla di un volgare semi-inventato, di un volgare giocoso. Si tratta di una lingua delle origini, di un italiano insomma un po' involuto, un po' volgare, un po' sublime insieme. E quindi gli attori hanno aderito con entusiasmo alla cosa, perché insomma, trovavano stimolante partecipare a questo mondo, e parlare in quella lingua, insomma. L'ho trovato molto divertente anche il fatto, Francesco, che la produzione ha voluto immettere tante clip un po' da esca per richiamare appunto le persone in sala, e ci sono proprio dei lunghi dialoghi. Mi ha divertito tantissimo quello che fa appunto Alessandro Gasman, ma anche quello di Lino Musella è un altro personaggione azzeccatissimo. E poi c'è Valerio Mastrandrea, Giorgio Tirabassi, ieri ho sentito Vincenzo Nemolato, che ho adorato nel suo film Paradise, e che ritorneremo a parlare del Pataffio anche la prossima settimana con lui, perché è in Svizzera e purtroppo non poteva essere con noi. Sì, sta girando, sì. Per cui e poi ho letto una dichiarazione strepitosa di Stefano Bollani che scrive le musiche e che si è trovato veramente in un clima davvero meraviglioso, Francesco. Sì, Stefano gli ho parlato del progetto e l'ha subito, come dire, gli ha subito voluto bene, l'ha subito capito, e ha capito che il terreno in cui si poteva muovere era anche per lui stimolante, insomma. Ha capito il mondo di riferimento, ha subito come dire, intuito le potenzialità di divertimento e di gioco che c'erano dentro a questo film, anche per lui. Quindi devo dire, ha lavorato con grande divertimento, con grande entusiasmo, e gli ho voluto subito molto molto bene, devo dire.
Se qualcuno si fosse perso il trailer di questo lavoro, possiamo anche mostrarvelo. Lo facciamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In. Come sempre l'invito è quello a guardarci oltre che ad ascoltarci. Se non potete in questo momento aprire col vostro dispositivo la vostra pagina, la nostra pagina social, comunque sappiate che il video rimarrà lì a vostra disposizione anche oltre la diretta. Per chi invece è alla radio, comunque si consola alla grande con i Queen. E allora, abbiamo il trailer pronto. Sì. Sorpresa. Abbiamo il trailer pronto da guardare insieme, quindi ce lo godiamo subito. Perché non si vedono le autorità qui schierate a ricevere il loro nuovo signore? Se so iti. Iti in dove? So iti proprio, sono morti. Voi lo sapete come ci chiamano? Come vi chiamano? Terra de migragna, in dove se c'è uno che magna, ce n'è 100 che se lagna. In dove si tratta di pagare le tasse, i villani sono bravi a piangere miseria. Uno dovrà sfuggire al suo dovere di tasse. È giusto. Questa verginità te mi pesa assaissimo. Ma come si può richiedere a nome del governo di pormente a tali minuzie in un frangente di gravi necessitate come codesto? Omnia peccatum est. Sento come un avvampo. Chi est sine peccatum scaglie la prima parte. Che si è presa immediatamente questa gallina! Ma intanto che si potrebbe fare? Si potrebbero andare a vedere i confini. Consiglio urgente di guerra. Consiglio di che? De guerra. Che si lancino le corde con gli arpioni e poi vi rampicate. Siamo amici dentro alla merda. Cacchio, ci deve stare un errore. Ma sono un è al nostro patto di galantomiti. È uscito in sala veramente da pochissimi Da pochissimo, giorni. sì. Poi Francesco, chissà quante volte ti hanno detto ma sembra l'Armata Brancaleone, ti richiama un po' a quel capolavoro. Sì, un po' diciamo che il film sia un lontano parente di quei film lì. Diciamo è stato un gioco che io ho fatto in modo consapevole. Bravo. Nel senso che mi piaceva rinfilarmi in un genere, di fare un film di genere, se vuoi, un genere completamente estinto ormai, ma mi piaceva toccare quell'immaginario, andare a riferirmi a quel mondo lì. Ovviamente l'ho fatto cercando di non assomigliare troppo, insomma, di cercare una via personale, una via che un modo di messa in scena, di racconto, di tipo di racconto che potesse dialogare con l'oggi, insomma. Perdonaci, è terminato il brano alla radio, quindi rientriamo in diretta anche dall'altra parte. Another One Bites the Dust, così torniamo in diretta su Radio In. Abbiamo appena visto il trailer del Pataffio e abbiamo ovviamente ammirato queste ambientazioni, queste scelte importanti delle quali stiamo parlando con Francesco Lagi, regista di questo lavoro. È anche una scelta un po' particolare quella di uscire in sala nel cuore dell'estate, Francesco, soprattutto in anni così complicati. Sì, è particolare, sì, diciamo è una scelta che fa la distribuzione, insomma. Poi il film è stato al Festival di Locarno, che era un paio di settimane fa, sì. E quindi insomma abbiamo fatto questo tentativo di uscita, sì. È stata una bella esperienza per te, comunque molto anche formativa, Francesco. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, sì. Paradossalmente la Vivo Film della presidente del Centro Sperimentale, Marta sì. Donzelli, Vivo Film che ha in carico delle produzioni davvero importanti, cito Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, per cui quando ti hanno dato questo incarico hai dormito forse poco, qualche notte. Dici prima di iniziare sì. a fare questo. Sì, ero piuttosto preoccupato, diciamo, piuttosto
insomma capivo che la sfida era complicata, che l'asticella era alta, insomma, ma sono stati proprio Gregorio Paonessa e Marta Donzelli a dirmi di andare avanti, insomma, a darmi fiducia, a dirmi proviamo a fare questa cosa che anche se sembra così difficile, così strampalata, ne varrà la pena. Assolutamente. Qual è stato l'aspetto più complicato da gestire? È stato tutto complicato qua. Anche i luoghi, no? Sì, anche i luoghi, trovare i castelli, trovare gli esterni è stato complicato. Devo dire, il tempo della scrittura è stato lungo, il tempo dell'adattamento, il tempo della messa a fuoco della storia, dei personaggi, dei sentimenti e del senso del film. Ecco, quello è stato molto complicato. E poi insomma un film del genere è complicata la messa in scena, ci sono bestie, ci sono tanti attori, ci sono costumi, quindi ci sono delle cose complicate, c'è la preparazione degli attori che è molto lunga. Insomma è stato tutto complicato, devo dire, estremamente divertente. Ma ho visto delle immagini di backstage dove tu sei in cuffia, cioè ti diverti tantissimo mentre batti il chuck. Questo è quello che è arrivato a me vedendo un po' il dietro le quinte come parte tecnica. E Francesco, io voglio ricordare che tu sei autore di 3 stagioni della serie Summertime su Netflix, ma mi ha molto colpito leggendo un po' il tuo curriculum, le tue esperienze, questo percorso che ormai va avanti dal 2010 per il teatro con la compagnia Teatro di Linea. Mi piacerebbe molto, a conclusione di questa intervista, se ti va di parlarne. Sì, io faccio parte di una compagnia, noi facciamo teatro da una decina d'anni. Io mettiamo in scena testi nostri, insomma, che scrivo io, e più o meno sempre con gli stessi attori e con delle modalità analoghe, insomma, e questa cosa è stato ed è un'attività che mi piace molto, che mi centra molto, in cui mi sento molto, insomma, mi piace molto fare. Da alcune esperienze teatrali poi sono nati dei film, perché da uno spettacolo che si chiama Quasi Natale noi abbiamo fatto un film, da un altro spettacolo che si chiama Zivulì, tratto da un libro, abbiamo fatto un documentario. Ho fatto un documentario, insomma, cerco di connettere le cose, no? di connettere Bello. I mondi in cui mi muovo in modo più organico possibile. Complimenti Francesco. E andate al cinema, andate in sala, andate a vedere il Pataffio. Assolutamente. Va bene. Tra l'altro è in 4 cinema a Palermo, per cui si può vedere. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Francesco, vuoi dire tu a chi consigli questo film? Se c'è qualcuno in particolare, se c'è un motivo in particolare, la famiglia, insomma. Sicuramente. Ma non lo so, io lo consiglio un po' a tutti, sì. Quindi il motivo particolare non lo so, diciamo, il film è divertente. Anche perché l'ho fatto io, va bene come risposta. Sì, anche per quello, sì. Grazie Francesco Raggi per essere stato con noi quest'oggi qui su Radio In. Ciao, grazie mille, ciao. Qualche secondo di pubblicità e poi torniamo insieme.